Strade pulite, questo è il nome dell'operazione fatta dai carabinieri di Agrigento oggi, che ha visto il sequestro di 2 discariche abusive, una in Viale Sicilia, l'altra in Via Ragazzi del 99, di circa una decina di metri quadrati ciascuna. Continuano pertanto le incessanti le azioni di contrasto, gli atti di inciviltà legati al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte di cittadini e proprietari di attività commerciali e aziende della provincia di Agrigento. I carabinieri della compagnia di Agrigento, infatti, nell'ambito del piano di repressione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti disposto dal comando provinciale, hanno sequestrato 2 siti adibiti a discariche abusive, una per l'appunto di 12 metri quadrati presso il Viale Sicilia e l'altra di 10 metri quadrati ricadenti in Via Ragazzi del 99. I militari dell'Arma hanno ritrovato in entrambe le aree sequestrate rifiuti di ogni genere, urbani, domestici, assimilabili, solventi e rifiuti pericolosi, rifiuti speciali, elettrodomestici e quindi rifiuti non differenziati. Le aree sequestrate sono state affidate all'ente proprietario in attesa dei provvedimenti necessari allo smaltimento e al ripristino dei luoghi. Le operazioni messe a segno dall'Arma dei Carabinieri di Agrigento rappresentano pertanto un'importante risposta per la cittadinanza, che ne ha apprezzato il valore a garanzia di un percorso comune rivolto alla risoluzione del problema nella nostra provincia. Infatti, meno di un anno fa i Carabinieri di Agrigento, grazie all'attività di indagini svolte insieme ai colleghi del Centro Anticrimine Natura, avevano già individuato 300 responsabili di episodi di abbandono di rifiuti, in gran parte cittadini privati, ma titolari anche di attività commerciali e ditte della provincia. Grazie a ciò alle telecamere installate in varie aree sensibili, che non hanno lasciato scampo ai responsabili. Tra i rifiuti rinvenuti allora anche quelli pericolosi, per un totale di oltre 220.000 euro di sanzioni amministrative effettuate. Anche recentemente a Licata, nel mese di agosto, i carabinieri della compagnia sequestrarono una discarica abusiva di grandi dimensioni, un'area di oltre 300 metri quadrati che comprendeva un magazzino ricoperta da 1 tonnellata di rifiuti speciali anche pericolosi, elettrodomestici, bombole del gas e pneumatici. Era scattata una denuncia per un bracciante agricolo di 40 anni. Va ricordata anche l'operazione svolta sempre dai carabinieri di Agrigento, chiamata Stop and Go, che risale allo scorso mese di maggio. Con questa operazione, scaturita dalle indagini dei militari svolte attraverso i metodi classici di appostamento e osservazione con l'ausilio delle telecamere per la visione a distanza, furono colpiti alcuni fra i responsabili del fenomeno diffuso dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade della periferia di Agrigento. In particolare furono denunciate 22 persone, sequestrati 13 veicoli privati e aziendali. Insomma, una lotta senza sosta contro l'abbandono incontrollato dei rifiuti che non si ferma mai. L'occhio dei militari in giro per la città e quello delle numerose telecamere disseminate nei punti più disparati della città faranno il resto.